Si è parlato molto della differenza di prospettive tra nuove generazioni e diciamo le generazioni prima di loro, ecco. E quali sono le differenze sostanziali che si possono riconoscere e c'è un modo per trovare una sorta di dialogo o comunque dei punti di contatto anche in direzione di impresa? Ci sono delle differenze, soprattutto dal punto di vista dell'importanza assegnata al lavoro nell'insieme rispetto ad altri valori. Mentre per le generazioni precedenti i valori di riferimento erano sostanzialmente tre: la famiglia, il lavoro e gli amici, soprattutto giovani, poi tutte le altre cose venivano molto più distanti come importanza. Per le giovani generazioni attuali invece la famiglia è sempre al primo posto, ma poi al secondo posto troviamo la cura della salute, la cultura, il tempo libero, gli amici, il lavoro viene al sesto posto. Questo significa che per i giovani non è più importante il lavoro? No, non è questo il tema. La questione è come il lavoro si coniuga, si può coniugare assieme a queste altre dimensioni di vita. E quindi le aziende, se vogliono attrarre e trattenere lavoratori, devono imparare a capire di come si può coniugare il lavoro con le altre dimensioni di vita. Lei nella sua relazione ha fatto ben capire come nel tempo ci sia sempre stata insomma una distanza di vedute tra le generazioni, anche un tempo le vecchie generazioni insomma non si riconoscevano in quelle successive e viceversa. Secondo lei in futuro ci sarà la possibilità di avere un'inversione di tendenza o comunque di avere un maggiore dialogo? Questo è l'auspicio, ovviamente. La questione è che rispetto alle generazioni precedenti oggi siamo di fronte a un cambiamento culturale e quindi sia da parte delle generazioni più vecchie ma anche delle giovani generazioni bisogna fare uno sforzo e provare a capire qual è il linguaggio comune che si può parlare, cioè quali sono i codici, quali sono gli aspetti sui quali vale la pena impostare un dialogo, perché è come se fossero generazioni che parlano lingue diverse e quindi se ci sono lingue diverse bisogna trovare una mediazione.